Amici bellini, allora, prima di tutto, voi perdonerete il formato così semplice, senza tutti i ghirigori e le cose belline che piace fare a me. Però, insomma, è stata una giornata lunga, cominciamo a dire questo. Giornata bella lunga di lavoro, sono andato a fare delle prove, delle cose per un concerto che ho oggi, per voi è oggi, per me è ancora ieri, perché è sempre martedì. E quindi voi perdonerete il formato così, ma non potevo lasciarvi la mattina di... che poi è martedì, veramente, senza video, ma ho intenzione di dividere la routine in più parti, perché ho ascoltato le parole di Spalletti, ho ascoltato le parole di Mourinho e sono stato inondato da messaggi sulla disavventura che è capitata a Di Coprio, al nostro amico Hikaru, il tifoso giapponese, per chi non lo sapesse, il tifoso giapponese che è venuto a Napoli a seguire la sua squadra del cuore, facendosi il viaggio della speranza, togliendosi sicuramente delle soddisfazioni, dei bei ricordi, anche tutta la questione dell'aver incontrato la squadra, di cui io mi sento orgoglioso. Sentite i rumori? Perché sono rumori diversi. Se tu stai zitto, ma il radiatore, perché fa freddo a New York, quindi io mi resto col cappello. Ha piovuto, eccetera, eccetera. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi va, altrimenti fate i cazzi che volete voi. E ricordate sempre che nel canale Telegram che trovate sotto i video stanno succedendo delle cose di spam, ma non ha importanza. Andiamo per ordine, scusate se vado a braccio. La prima cosa che vorrei sottolineare dalle parole di Spalletti è che io ci vedo un pochino di incoerenza. Ora, lungi da me, insomma, voler insegnare il mestiere a Spalletti, né il mestiere di comunicatore, né il mestiere, per carità, di allenatore. Non siamo in grado, non sono in grado io, non siete in grado voi, non c'è problema. Potremmo avere delle intuizioni sicuramente vincenti, perché no? Però lui è quello che allena in Serie A ed è quello che si è qualificato in Champions anche con l'Udinese, quindi non si discute. Però dov'è che io vedo l'incoerenza? È quando lui ci racconta che il Napoli la fase difensiva la sbaglia quando non tiene palla, quindi noi per fare bene la fase difensiva dobbiamo tenere il pallone, dobbiamo tenere il pallino del gioco, e poi ci affidiamo a questi lanci lunghi per Osimhen senza tenere palla e quindi riconsegnandoci alla fisicità dell'avversario. E Spalletti è lì che ci dimostra un po' di incoerenza, perché dice il calcio sta diventando più fisico, dobbiamo accettare gli uno contro uno, non siamo bravi su questo, siamo più bravi se siamo brillanti, leggeri e tutte quelle cose che dice. Però se non tieni palla, allora devi rischiare, ecco, devi convincere i tuoi giocatori a rischiare, magari perdi palla perché vuoi fare un triangolo o vuoi cominciare dal basso. Ricordate tutte le varie polemiche, le varie accuse ai vari allenatori, si comincia troppo dal basso e fateli rinviare questi portieri. Va benissimo, ma è questione di filosofie calcistiche. Se tu mi comunichi che il Napoli è più bravo a tenere palla ed è quello l'unico modo per cui noi non rischiamo, non ci dobbiamo sentirsi minacciati, allora non può essere che il piano gara è lanciare palla ad Osimhen. Ora, al di là di questo, ci aggiungiamo che però nelle parole di Spalletti intravedo qualche diversità, qualche differenza rispetto a quello che si fa in campo e rispetto a quello che lui probabilmente vorrebbe. Attenzione, perché lui dice io poi metto quelli freschi, io metto gente più abituata al palleggio, Mertens mi fa palleggiare di più proprio per stare corti perché lui viene in contro. Allora lo dovevi far giocare molto prima, molto prima. Levalo Simen nel secondo tempo. Se veramente era tutto questo, allora mi levi Osimhen subito, al 50, insieme a Lobotka. Dici però non ho più Lobotka per il palleggio. Però fa entrare Mertens al posto di Osimhen, anche al posto di Osimhen, non insieme. Sarebbe troppo chiedere Mertens al posto di Lobotka per mettere U. Sarebbe stata un'idea secondo me geniale, ma
col senno di poi è facile. Allora tu metti Mertens subito, non all'83esimo, e allora la squadra si accorcia perché Mertens tra le linee lega tutto, più che Zielinski, ma lì c'è l'equivoco tattico, perché tu metti Zielinski, che diventa mezzala, non è sottopunta, e arretri Fabian nella zona di Lobotka, che lo può fare perché ce l'ha fatto vedere, però non è in grado, non è in condizione, eccetera, eccetera. E quindi tutta una serie di cose che come analisi tattica sviscereremo domani. Datemi un po' di tempo. Vi prego di lasciare un like a questo video in modo tale che io poi con il tempo, con il che fare, lo sviluppo bene e facciamo anche analisi tattica. Però c'è una cosa delle parole di Spalletti che mi ha colpito. E quando dice ADL mi brontola che i cambi li faccio tardi. Attenzione, questo secondo me va sottolineato e va approfondito. E voi mi potete dire nei commenti, vi ricordate quando Spalletti dice e toglilo Fabian, toglilo Fabian, toglilo Fabian, io Fabian non lo tolgo e mi risolve la partita. Allora quello non era un'accusa da parte di tifosi, di giornalisti o di addetti ai lavori o di gente dalla panchina. Veniva da ATL. Deve essere per forza così. Almeno questa è una mia intuizione, poi magari mi sbaglio. E Luciano, se ci vuoi contraddire, vieni a farlo. Era ADL che diceva, cambia, li voglio vedere tutti in campo, facciamo 11 cambi, così io valorizzo tutta la rosa. Attenzione, Spalletti, miglior allenatore del mondo, parola di De Laurentiis, il più bravo in assoluto, eccetera, eccetera, il progetto con la continuità. E già siamo ai piedi di Pilato. No, però, se tra i tifosi strisce lo Spalletti out, che io contesterò fino alla morte perché ci vuole coerenza anche in questo, non era Gattuso out e non può essere Spalletti out, anche perché Spalletti probabilmente in Champions ci porta. Era l'obiettivo societario, quindi non ha senso. Non ha senso. E poi noi vogliamo di più, in un campionato mediocre potevamo ottenere di più, senza alcun dubbio. Però questa è una delle prime riflessioni secondo me da fare, un po' di incoerenza per quello che ci chiedi ai tuoi giocatori e quello che ci fai vedere in campo, ma se Spalletti ci dice noi dovevamo palleggiare e non abbiamo palleggiato, vuol dire che tu hai chiesto una cosa ai giocatori e i giocatori non hanno saputo farla, non hanno voluto farla. Paura, incapacità, stanchezza, in quel momento ti senti assediato dall'avversario e quindi la butti più lontano possibile sperando di toglierti dai pericoli. Quando poi andiamo a dare i voti dobbiamo considerare tutte queste cose qua, perché magari Spalletti aveva preparato una partita perfetta fatta di palleggio in faccia e i giocatori hanno fatto tutt'altro, quindi poi nella separata sede se la deve vedere lui. Prima di arrivare al discorso di Di Coprio, che voglio accennarlo proprio perché mi stanno arrivando troppi messaggi al riguardo e non posso non parlarne. Però certo non ci voglio fare un video da solo, assoluto. Le parole di Mourinho, mi verrebbe da dire, sono gravi, ci prendi in giro, eccetera, eccetera. Mourinho si lamenta dell'arbitro al punto da dire che la sensazione sua è che la Roma non poteva fare risultato, cioè che ci fosse praticamente una, una decisione praticamente da parte dell'arbitro o dall'alto che il Napoli doveva vincere per forza, per quale motivo poi non si sa, visto che la Roma non sta insediando niente, a meno che l'ha chiesto Lotito o l'ha chiesto Commisso o l'ha chiesto la Juventus di non avvicinarsi troppo. Interessante. Quando poi noi la partita l'abbiamo vista e mentre diciamo che la Roma meritava il pareggio tranquillamente per quello che hanno fatto nel secondo tempo, l'arbitraggio, permettimi, Mourinho, è stato scandaloso, ma sul serio, ma al contrario. Quindi sentirsi anche dire che l'arbitro ci avrebbe favorito, si parla di un rigore che non può mai esserci perché Meret prende il pallone. Mm, è particolare, è molto particolare. E Spalletti di contraltare dice io ho chiesto ai miei giocatori di essere sempre educati, la panchina sempre seduta e poi dice anche col senno di poi se dovessi tornare indietro non so, perché non paga. E questa era la domanda che ci siamo fatti tutti. Pagherà
a fine campionato essere signori, non lamentarsi di niente, quando i soprusi sono stati tantissimi per tutto il campionato, l'abbiamo contati. Va rivista, non paga, non paga. Lamentarsi paga? Non lo so, probabilmente in alcune situazioni sì, quando c'hai una società forte alle spalle, quando c'hai dei media che cavalcano le tue lamentele, sì, perché poi gli arbitri stanno attenti e non si vogliono sentire coinvolti in certe polemiche. Se si lamenta il Napoli non sempre ti va bene perché ricordiamo, no? Post Atalanta, forse le lamentele vanno fatte in un altro modo, forse bisogna supportare le lamentele con dei dossier, con delle cose serie e non dire parolacce in TV, che quello non cambia niente, anzi probabilmente incattivisce ancora di più il sistema arbitrale nei tuoi confronti. Detto questo, la disavventura di Di Coprio sicuramente la sapete tutti, non ve la ripeto io. Io sono avvilito, io mi sono scocciato di difendere l'indifendibile. Napoli è una città molto particolare, fatta di storie, di cuori grandissimi e di meravigliosa umanità, ma anche di gente di merda. Come in tutte le città, lo sappiamo, eccetera, eccetera. Vabbè, la gente di merda però va isolata, vanno confinati, vanno presi e vanno sistemati. Uno dei modi per evitare queste cose è un'organizzazione seria. Le telecamere, la polizia, la burocrazia, le società, va bene tutto. Nessuno si azzardi a dire, ma tu sei ingenuo. No, 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 no. L'essere umano è, è ammesso che sia ingenuo. Questo non vuol dire che debba essere derubato, confiscato, preso in giro. Eh, Se è vero come è vero, quello che poi ci saranno probabilmente delle indagini, eccetera, eccetera, se gli steward hanno fatto quello che hanno fatto e si sono presi la telecamera di Di Coprio senza restituirla, eccetera, eccetera, si deve risalire ai responsabili. Gli steward sono i primi responsabili, i secondi responsabili sono quelli che li pagano, quelli che li hanno messi lì a lavorare e poi, volendo andare proprio nel profondo, tutto questo non succede se un tifoso, che è un tifoso come gli altri, ma è molto particolare nello specifico, si poteva trattare in maniera un pochino diversa, si poteva coccolare. E qualcuno mi dirà, ma perché lui sì e i napoletani no? Certo, si possono coccolare anche i napoletani, però i napoletani devono, devono capire le situazioni eccezionali e lo hanno capito i napoletani, perché lo avete visto, no? Come è stato accolto dalla maggior parte di noi, con affetto, con simpatia. Te lo portavi in tribuna, dove la telecamera la puoi tenere, con l'appermesso della società, e niente di tutto questo sarebbe successo. Lo lascio lì così come pensiero, come sfogo, ma è uno sfogo calmo perché io sono stufo, io so, io posso parlare perché io so, perché io sono cresciuto a Napoli, non parlo per sentito dire, mai, mai. E so cosa vuol dire, gli ho letto l'amarezza negli occhi, è venuto, si è visto una bella sconfitta, si è visto un pareggio che sta di sconfitta al 90esimo e questa ciliegina sulla torta. Speriamo di non aver perso un tifoso, di non aver perso un amico. Lui comunque dice, siete tutti bellissimi, ringrazio tutti. Però penso che l'amarezza nel cuore gli resta. Da New York, Valerio Fluido, per ora è tutto. Penso che ci vediamo pure a Canale 8 tra un po'. Ma già fanno una mezz'oretta di sonno, ma giusto per... Ma lasciatemi il like, anche se non vi va. Una questione di cortesia. Voi sapete essere cortesi, alcuni no.